Sono 115.000 i cittadini siciliani vaccinati con AstraZeneca e deve essere chiaro a tutti che le evidenze scientifiche indicano che il vaccino è sicuro. Questo in sintesi il ragionamento di Ruggero Razza, assessore alla sanità, ieri ad Agrigento, in occasione dell'inaugurazione del nuovo hub all'interno del Palazzo dei Congressi. Ha fatto bene AIFA a sospenderne in via cautelativa la somministrazione in attesa delle decisioni che saranno assunte dall'EMA, l'Agenzia di Farmacovigilanza Europea. Ho firmato la sospensione delle vaccinazioni con AstraZeneca, ha continuato Razza, ed abbiamo già avvisato tutti i cittadini che si erano prenotati. Partiranno oggi le prenotazioni per 500.000 siciliani cosiddetti fragili con Pfizer e Moderna. Si potrà fissare l'appuntamento tramite piattaforma online, numero verde o medico di famiglia. Il nostro obiettivo resta completare la vaccinazione entro la fine dell'estate. Ad oggi in Sicilia ci sono 115.000 vaccinati con AstraZeneca, 400.000 con Pfizer e 19.000 con Moderna. Durante l'incontro ieri nella città dei Templi si è svolta una riunione con le forze armate per prepararci alla vaccinazione di massa. Stiamo definendo un accordo con le farmacie e pensiamo anche alla realizzazione di vaccini presso l'Università di Palermo. Ed infatti il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo è una delle 26 strutture ospedaliere italiane ad essere coinvolta nella fase di sperimentazione del nuovo vaccino anti-Covid Made in Italy. Il vaccino si chiama Reitera. Si tratta di uno studio scientifico condotto dalla società biotecnologica italiana Reitera in collaborazione con l'Istituto Spallanzani di Roma. La prima fase della sperimentazione, iniziata lo scorso mese d'agosto, si è conclusa a gennaio. I primi risultati dimostrano l'efficacia del nuovo vaccino e la sua tollerabilità. L'organismo in cui il vaccino è stato inoculato è in grado di produrre sia anticorpi che linfociti T, capace di dare aiuto alle altre cellule nella risposta immunitaria. Siamo già pronti, hanno detto i tecnici di Reitera, per la seconda fase, individuando i volontari disponibili alla somministrazione del vaccino. Dopo la decisione comunicata dall'AIFA di sospendere cautelativamente la vaccinazione con il vaccino di AstraZeneca. Alcuni minuti fa, prima di salire per questo momento di incontro anche in diretta sui canali della Regione, ho firmato la sospensione delle vaccinazioni in adesione al documento predisposto da AIFA, che, come ha chiarito il ministro Speranza, si tratta di una sospensione cautelativa in attesa delle decisioni che nella giornata di domani dovrebbero essere assunte dall'EMA. Chi ci ascolta deve capire come funziona il fenomeno della farmacovigilanza, perché quello che sta accadendo in queste giornate è senza dubbio la dimostrazione che in Italia e in Europa il fenomeno della farmacovigilanza funziona in maniera assolutamente tempestiva, immediata e nell'interesse dei cittadini soprattutto. I principali paesi europei hanno deciso di voler approfondire nelle giornate di domani e dopodomani gli effetti che sono stati rappresentati anche da molti mezzi di comunicazione sul vaccino di AstraZeneca, e alcuni minuti fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito ulteriormente che il vaccino è assolutamente sicuro. Questo ho il dovere di dirlo perché in Sicilia fino ad oggi sono oltre 115.000 i cittadini che hanno ricevuto un vaccino AstraZeneca. E la prima cosa che deve essere chiara anzitutto a loro che le evidenze scientifiche ad oggi chiarite da AIFA, Organizzazione Mondiale della Sanità, e dall'EMA indicano con chiarezza che il vaccino è un vaccino sicuro. Peraltro è stato fino ad oggi somministrato in milioni e milioni di dosi in tutto il mondo.